penso che le meritiamo. Per l'altopiano di Asiago essere ai nastri di partenza di una competizione per l'assegnazione delle Olimpiadi è già come aver vinto una mezza Olimpiade. L'idea di Rete Veneta che anche l'altopiano possa avere una sua visibilità all'interno della competizione a cinque cerchi galvanizza un territorio che da troppo tempo si sente privo delle attenzioni che merita. Ora però qualcosa è cambiato e l'annuncio del governatore Luca Zaia che lascia aperti degli spiragli che potrebbero offrire all'altopiano la possibilità di ospitare qualche competizione nelle Olimpiadi invernali viene accolta come un trionfo. Con Zaia e con la Giunta c'è sempre stato un stretto contatto e in qualche modo le speranze non sono mai venute meno, anche quando sembrava tutto perso. Ora però c'è da combattere tutti assieme per fare in modo che la candidatura italiana, il tandem Lombardo-Veneto, porti fino al traguardo chiamato assegnazione. Quindi noi ringraziamo come Altopiano e come Presidente dell'Unione Montana, a nome di tutti i sindaci, ringrazio il nostro governatore Zaia per darci questa ulteriore apertura e garantire, spero, a Cortina, al Veneto e a Milano l'assegnazione di queste Olimpiadi. In altopiano, se al momento non si festeggia ancora, di sicuro si guarda a questa possibilità con un sorriso sulle labbra. È positivo per noi perché confidavamo sull'impegno che si era assunto il presidente Zaia verso Asiago e verso l'altopiano, perché riteniamo che la nostra terra, oltre ad avere una grande vocazione negli sport invernali, sia anche portata per alcune discipline olimpiche, come ad esempio il salto, la combinata nordica e il fondo.